Benvenuti all'edizione dell'audiogiornale dedicato alle principali notizie accadute in Friuli, Venezia Giulia. Sono 4.476 le persone controllate nella giornata di ieri in Friuli, Venezia Giulia dalle forze dell'ordine nell'ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Di queste 159 sono state sanzionate per inosservanza e 2 sono state denunciate per falso. Denunciata anche una persona trovata fuori casa nonostante fosse positiva al coronavirus, e quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante le verifiche altre 4 persone sono state denunciate per altri reati. Le forze dell'ordine hanno controllato anche 1.200 esercizi commerciali e 3 titolari di attività sono stati sanzionati. Continuano in Friuli Venezia Giulia i pagamenti relativi alle domande di bonus da 600 euro previsti dal decreto Cura Italia. Secondo i dati diffusi dall'INPS, a ieri sono state pagate in Friuli Venezia Giulia 52.496 domande, pari al 73,8% delle 71.744 giunte. Le istanze ferme in attesa di accertamento dell'IBAN sono 1.560. Nel dettaglio, a Gorizia sono state presentate 7.442 richieste di bonus, di cui già 5.470 messe in pagamento. A Pordenone le domande sono state 18.785, di cui 13.959 già liquidate. A Trieste il dato è di 10.163 richieste pervenute e di 7.000 oltre quelle pagate. Infine a Udine 35.354 quelle presentate, di cui 26.238 le liquidate. La diffusione del Covid-19 su scala globale ha innescato una recessione pesante di intensità pari o superiore a quella del 2008-2009. È lo scenario che si profila dalla seconda indagine fatta per quanto riguarda l'economia in Friuli Venezia Giulia, che parte da metà del 2019 di una contrazione del PIL pari al 7,1% nel 2020, più intensa di quella che si potrebbe registrare in Italia, meno 6,5%, e simile al calo che subirebbe il nord-est del 7% negativo. E quanto risulta dalle elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine sui dati Promotei aggiornati a metà aprile 2020. Tale scenario, puntualizza la Confindustria Udine, già di per sé molto preoccupante e condizionato dall'ipotesi che si provveda ad una progressiva rimozione del blocco produttivo a partire dall'inizio di maggio. Se così non fosse, la caduta sarebbe ancora peggiore. Quanto al 2021 ci si attende un rimbalzo del PIL in Friuli Venezia Giulia del 3,4% positivo, ma più tardi ripartiamo, annotano gli industriali, più a lungo sarà difficile contenere non solo la caduta, ma anche la ripresa. Nel complesso il Friuli Venezia Giulia sta reagendo bene all'emergenza coronavirus anche per quanto riguarda le case di riposo rispetto all'andamento nazionale, anche se queste strutture rappresentano sicuramente un elemento di fragilità. La strategia rimane quindi quella adottata nelle scorse settimane, che trova conferma nella priorità valida anche nelle parole di autorevoli esperti come il professor Luciano Gattinoni: garantire le migliori cure possibili agli anziani all'interno delle strutture dove risiedono con il supporto delle unità speciali di continuità assistenziale. Lo spostamento dei pazienti avverrà solo nel caso in cui le strutture non possano garantire un adeguato isolamento delle persone positive al Covid-19 e in merito la Regione sta vagliando varie opzioni per individuare una struttura adatta ad accoglierli. Lo ha confermato nella giornata odierna il vice governatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla salute, Riccardo Riccardi, al termine dell'incontro in videoconferenza con i direttori sociosanitari della Regione. E prima di concludere questa edizione del nostro radiogiornale vi diamo i risultati che ci sono appena giunti in redazione per quanto riguarda il coronavirus in Friuli Venezia Giulia. I casi accertati positivi sono 2.731, con un incremento di 56 unità rispetto alla giornata di ieri. I totalmente guariti sono 893, mentre i clinicamente guariti, persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, sono 213. 2 i decessi in più rispetto alla giornata di ieri, che portano a 222 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato Riccardo Riccardi, vice governatore con delega alla salute e protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, direttamente dalla sede di Palmanova.
Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito, con 111 persone, Udine 65, Pordenone 43 e Gorizia 3. Relativamente ai casi positivi, l'area giuliana registra 1101 infettati, Udine con 906, Pordenone con 587 e Gorizia con 132. A questi si sommano 5 persone non residenti in regione. Sono 27 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 141 e le persone in isolamento domiciliare sono 1235. È tutto per quanto riguarda questa edizione, alla prossima!